Buonasera a tutti. Buonasera a tutti cari amici, benvenuti anche questa sera alla Sibilla Interattiva di Mostro Marietta Veneziana. Abbiamo una grandissima novità a livello mondiale. Addirittura. Lo devo dire ai nostri amici che Beh, ci non è che seguono. sono più tanto nuova, eh? Beh, non è più di primo pelo, come si suol dire tecnicamente, però può dire ancora la sua. Oggi abbiamo visto grandi numeri, grandi prestazioni con riti operativi importanti e posso dire che è ancora della vecchia scuola. Bene, cari amici, cari amici, sentiamo cosa ha da raccontarci la nostra Edi. Allora, intanto siamo all'appuntamento del mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dal quale appunto trasmettiamo e dove vi trovate voi che passate da qua. Ovviamente ci farà piacere che insieme a noi trascorriate una mezz'ora, insomma, di tempo insieme, dove metteremo a disposizione le nostre sibille per darvi una risposta gratuita. Vi ricordo dunque cosa ci occorre per darvi una risposta. Abbiamo necessità che scriviate il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro. Dunque, niente parole generali, tipo amore, denaro, fortuna. Che specificate la domanda perché così riusciremo ad essere anche un po' più precisi nella risposta. Se la domanda riguarda un'altra persona, abbiamo necessità che scriviate anche il nome e la data di nascita della persona sulla quale state chiedendo appunto qualcosa, una risposta definibile. Certo, le persone che ci seguono da tempo sentono sempre lo stesso ritornello, ma dal momento che si aggiungono persone nuove di tanto in tanto è bene sempre ricordare. Così come è bene ricordarvi che il sito www.ilcapitano.intervista.org è online ormai da anni, è dal 2015 che il Marietto ha messo appunto a disposizione su questo sito moltissimi circuiti e anche dispense che raccolgono appunto circuiti radionici, ma anche quadranti di indagine radiestesica. Dunque, per tutti gli amanti del settore, sicuramente il sito del Capitano è un sito di riferimento, un punto di riferimento dal quale appunto potete attingere in modo gratuito. Dunque, nelle varie sezioni troverete parecchie raccolte di questi circuiti, alcuni sono anche singoli, che potrete scaricare e usare fin da subito, mentre nelle dispense troverete raccolte con delle spiegazioni per l'applicazione e l'uso dei circuiti. Se eventualmente doveste avere altre perplessità, perché magari qualcosa non vi è chiaro, non sapete bene come applicarlo, come fare, cercate sui nostri canali YouTube, dunque il canale YouTube dove vi trovate adesso, se andate a cercare nella playlist, alla voce playlist troverete sicuramente anche le raccolte di radionica e radiestesia che il Marietto Veneziano ha messo a disposizione con tutte le spiegazioni, un sacco di condivisioni dove troverete veramente moltissimo materiale, anche pratico, di Sai applicazione. in quanti l'hanno scaricato? Cioè 6 mesi fa più o meno? Quanto? Sempre 150.000. Io continuo a Ma dire... siamo fermi al conteggio di 6 mesi No, fa, è perché chissà cosa è io successo nel frattempo. l'ultima volta che ho avuto voglia di conteggiarlo erano 6 mesi fa e ci siamo fermati a 150.000, praticamente una media di 2 milioni di Di circuiti radionici distribuiti in modo gratuito in tutto il mondo. In effetti abbiamo visto appunto che hanno scaricato da più parti del mondo, questa è una cosa che chiaramente ci fa... addirittura dall'Italia, addirittura ce n'era alle Seychelles, nelle Mauritius, dappertutto ai Canari, Perfino dall'Italia. addirittura in Italia. È una cosa eccezionale, ragazzi. Guardate che è un sito che anche in Italia Comunque è sicuramente il numero uno in Italia per la radionica, anche perché solo su questo sito troverete i circuiti in modo completamente gratuito e soprattutto senza scritte che coprono
e rendono inutilizzabile il circuito. Dunque restiamo così, un punto di riferimento. Quindi fra un punto Nella di riferimento sezione shop, esatto, quello che conta a noi perché dobbiamo sospirare, vivere, mangiare, no? esattamente come tutti mangiamo anche noi, Anche i cabalisti mangiano. anche i cabalisti mangiano, molte cose le abbiamo distribuite gratuitamente proprio per poter dare una mano alle persone che hanno intenzione di cambiare la loro vita, di risolvere problemi, eccetera, ma per interventi più incisivi restiamo a disposizione con i nostri servizi a pagamento. Dunque cercate nella sezione shop dove troverete appunto tutte le cose che abbiamo nel nostro paniere, dunque tutto quello che siamo in grado di fare per voi. E non fare. Perché è meglio non incontrarci da quell'altro lato? Esatto, beh, ogni tanto ricordarlo non ogni tanto ti scappa via a destra qualcosa di nero. ogni tanto una mano sinistra. Allora, vabbè, adesso scherzi a parte, ricordiamo anche che siamo disponibili per consulti privati a pagamento della durata di 45 minuti al costo di 20 euro. Dunque, se volete approfondire, esatto, se volete approfondire le questioni che vi stanno a cuore, non esitate a contattarci. Senti, dopo questa filippica, cosa ne pensi se salutiamo gli amici? Direi di cominciare a salutare. Allora, cominciamo dall'inizio. Dai, cominciamo con Luigi. Aspetta, salutiamo, sì, buonasera Luigi. Sempre Luigi. È sempre lui, insomma, chissà quanti. Poi Libellula. Buonasera Libellula, buonasera Italia. Che è famosissima. Buonasera Chiara. Buonasera, ridiamo con Jenny, buonasera di nuovo Italia. Va bene, c'è qualcos'altro? No, niente. Per ora niente. Bene, allora cominciamo subito dalla prima domanda. Da Luigi, vediamo un po', Luigi cosa ti chiede? 16 settembre 76 chiede di vedere da dove arrivano blocchi sul lavoro. Va bene. E se si sbloccherà. Ok, dai, va bene. Facciamo una stesa completa per il nostro Luigi per vedere un po' com'è la situation. Sì. Tanto i blocchi ovviamente che tu percepisci oggi sono sicuramente stati originati dal passato. Vediamo cosa dice il poi allora, prepariamoci seduta forte, bene. 16 settembre. Allora, qui vedo dei colpi. Allora, Luigi, non sei come si dice, uno che sogna. I blocchi ci sono stati portati molto probabilmente da le solite. Allora, detta proprio mescolando i significati delle due carte insieme, dando una risposta, però ovviamente fermo restando che facciamo ancora la stesa. Certo. Sembra proprio che qualcuno ti volesse presentare. Ha ragione Luigi, sì. Di nascosto poi, neanche tanto apertamente. Questo è un adulatore. Bene, in passato però Luigi era bello forte. Sì, in passato sì. In passato sembra che eri forte Luigi su posto di lavoro. Ha ricevuto delle proposte. Anche buono, anche nel presente però. E poi ha ragione lui. Cosa mi puoi dire, Ilde? Dai. Allora, lui partiva alla grande, il che deve aver scatenato delle gelosie. Sì. È possibile, Luigi, che ti ricordi che quando metti il braccio così non si sente? Scusate. Allora, è possibile che Luigi, visto le premesse con cui partivi, sembra proprio che tu fossi lanciato anche a ottenere riconoscimenti nell'ambito lavorativo. Sei anche un uomo fortunato, bisogna ammetterlo. Sì, sicuramente non sei passato inosservato. Purtroppo non solo ai tuoi superiori, a chi poteva credere in te, anche in chi poteva vedere in te un nemico, un avversario. Esatto, un rivale. Io, se devo dirla tutta, ormai per esperienza, quando vedo la carta del vedovo, quando vedo questo genere di configurazioni, non escludo un intervento occulto. Magari qualcuno ti ha fatto qualche piccolo sgambetto per cercare di ostacolarti o frenarti. Non necessariamente è detto che questa persona, questo qualcuno sia andato a rivolgersi da qualche esoterico. Cioè, da noi non è venuto. Beh, non mi ricordo niente del genere. Okay. No, nel senso anche che noi non facciamo in genere, noi queste cose non le in facciamo. genere cerchiamo di risolvere i problemi, non di crearli, Esatto. però quello che posso dire è che se anche non avessero inviato, diciamo così, qualcosa appositamente, è possibile che qualche forte invidia possa aver cominciato a intrecciare. E
dal taglio si potrebbe dire anche qualche lingua tagliente alle spalle. Femminile. Ma non è No, necessariamente, no, non c'è è anche necessario. il ladro cos'è per forza un maschio? Mm. Diciamo che qualcuno ha cercato di È ostacolarlo, vero, qualcuno. dunque... Esatto. Allora, siccome l'interrogazione non era sul chi e in No, che no, modo, restiamo sul vago, sappiamo che qualcuno però ha cercato di recarti danno. In ogni caso, vediamo un po', visto che la domanda riguardava un po' gli occhi del tuo lavoro e come andrà questo lavoro in futuro, diciamo che Ma io vedo che insomma non sarà poi mancato, no? esatto. Stabile, poi vedo, o lui avrà un aiuto, o lui sarà un gran signore. Cioè, Secondo me sul lavoro riuscirai a distinguerti ancora, ancora, anche perché mm, si dà da si fare. dà molto da fare, lui. È E apprezzato anche. sei apprezzato e sicuramente sostenuto da un superiore. Dunque, o se Mm. c'è qualcuno che crede in te, continuerà a esserci a cercare di darti una mano, proprio a Mm. consolidare, no? A mantenere la tua posizione o a migliorarla, insomma. Certo che i blocchi I in blocchi mentalmente però sognatici ci sono, sono, è proprio segreti, attacchi occulti sembra Mm. quasi, eh? Quasi una pugnalata alle spalle, che non te ne sei sul corpo, insomma, le solite cose. Tiriamo su? Tiriamo su. Benissimo. Siamo sempre noi. Che novità. Mhm. Allora, libellula Noi andiamo al nostro ritorno. vuole sapere cosa succede, cosa sta succedendo nella sua vita sentimentale. 1° marzo 82. Allora, libellula, vediamo cosa succede nella sua... Ah, aveva scritto qualcosa qua che non abbiamo fatto tempo a leggere. Prima di... Vedi che Luigi, sì. sì, non sappiamo, Non sappiamo. non sappiamo Però cosa sarà voleva trovarsi, dire. Sì, sì. Allora, vediamo la nostra libellula, come andrà la sua vita. Barbara, 1° marzo 82. Certo, Vediamo la Barbara. vita sentimentale. Mi raccomando, dopo cancellate Sì, le risposte. la risposta non so come fanno a cancellarla. Scherzavo, però scherzavo. Vediamo un po', eh. Allora, Barbara. La nostra Barbara, come sarà la sua vita sentimentale? Sì, lei chiedeva cosa sta succedendo. Sicuramente Ai 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 ai, qui vedo belle cose. Uh, Lì vedo fuoco, fiamme, di tutto succede a livello propositivo. Vedo molto movimento, tipo Netflix, sai quelle puntate di Netflix e dici, ma siamo in zona protetta ormai o tutte le serie tutte le girano serie? intorno a quello. Esatto. Allora, ecco, la stanza per le situazioni sentimentali sicuramente promette incontri al Interessantissimo. peperoncino. Lei li chiama peperoncino, io le chiamo... L'Imeneo sono i consolidamenti, qualcosa di Esatto. bello, ufficializzazione, Esatto, ma insomma, il taglio è si molto sta buono, muovendo il taglio è buonissimo. qualcosa di molto positivo, Molto si positivo, direi. almeno il taglio. Però vediamo. Infatti adesso vediamo la spesa, che poi magari il taglio promette benissimo. Mm. Qualche gradino, qualche... Che anno è la Barbara, scusa? 82. Buonissimo. Mhm. Allora, io ho 83, ho 18 anni, Quanti? sempre 18. Ah, Ero anch'io giovane. sì, Ma io ne ho 83. Dai, andiamo avanti, vai. Allora, andiamo Allora, dai, avanti, andiamo vediamo qua. avanti. Sì. Dunque, la prima linea sembra proprio indicare comunque che a starti vicino, a corteggiarti ci fosse un ragazzo che Giovane anche? sì, vedi, compare come il domestico, dunque magari era già il tuo fidanzato in passato, oppure qualcuno che è stato accanto a te senza mai professarsi più di tanto. Comunque lì c'è questa figura, qui tra l'altro anche piuttosto costante e determinata, forse è durata anche a lungo Sì, sembrava questa situazione. piuttosto... Sì, c'è un piccolo dettaglio, chiaramente noi non conosciamo poi la tua vita, non sappiamo nulla, Lei non la conosce. ma tu l'hai mai sentita? No, sto scherzando, guarda. Allora, dunque, due potrebbero essere le cose, anche più di due in realtà, però quelle che mi viene da dire così di intuito è che è possibile che
sul lavoro, cioè qualche questione lavorativa abbia creato appunto una separazione, una distanza fra te e questo ragazzo. E questa è la prima. La seconda possibilità è che a creare questo raffreddamento fra voi due sia stato un uomo più grande di te. Un libro professionista. Esatto, magari il capo, qualcuno conosciuto nell'ambito lavorativo, insomma c'è qualcosa però io aggiungerei qualcosina così, l'aggiungerei così, che però quello che è entrato, la new entry, new age, insomma quello nuovo, è anche un po' tirchio di sentimenti, nel senso che gli piace più prendere che dare. Se la figura prima, giovanotto, insomma magari aveva anche qualche anno più di te, ma giovane, ha avuto di buone speranze. Buone speranze. Il secondo, invece, è più un tipo che gli piace prendere il sentimento, prendere che dare, e quindi bisogna stare un po' attenti, se la porto pronto. Non è tanto un tipo largo di maniche, un po' stretto di gomitini col sentimento. Potrebbe anche indicare un uomo separato, qualcosa comunque che ha già a che fare con una forma di legalità o proprio una differenza d'età significativa. Questo passato, Sì, esatto, questa è nella linea del passato. Siamoci nell'attualità, nell'attualità, questa qui. Allora, si direbbe che il tuo pensiero sia rivolto nei confronti di un uomo. Attenzione, perché se questo era un po' tirchio e pensava a sé, chissà, magari è anche la stessa persona. Questo è proprio un po' un narcisista. Dunque, potrebbe essere una persona. L'hai detto, è un narcisista. Potrebbe essere una persona. Non volevo dirlo, ma lo dico anch'io, un narcisista. Qualcuno pieno di charme, sicuro di sé e dunque qualità ne ha, difficile da agganciare veramente. Oppure o da entrare in sintonia, diciamo. Oppure potrebbe anche indicare che sia questa persona che ti tiene a comunque una certa distanza, o per strategia, visto che c'è anche il pensiero, oppure è proprio una sua qualità, nel senso che quando poi diventa più sicuro dell'interesse, magari si distacca un po'. Però è difficile l'ultima, perché mi sembra più un tipo col braccino corto col sentimento. Perché visto il taglio che c'era focosità, però non vedo il sentimento, non vedo il sentimento maschile, vedo più che altro il cacciatore. Senti, non so, magari non c'entra niente perché in ogni caso la domanda è rivolta alla sfera sentimentale, però potrebbe anche indicare che stai pensando di sostenere qualche prova o un nuovo corso di studi, qualcosa del genere, perché magari potrebbe fa parte dei tuoi progetti. Sì. Però ci siamo fermati ai due primi casi. Esatto, il problema viene dopo. Spiegaglielo tu, se hai coraggio. Allora, ovviamente il seguito, che fa sempre parte del periodo attuale, parla di un cambiamento di alcune circostanze, mentre è possibile che questa frequentazione abbia in qualche modo creato in te un certo pensiero o l'idea o la speranza di trovare delle soluzioni, di creare dei progetti. Qualcosa sta cambiando. In negativo. E non sta cambiando in bene perché si sta allontanando o viene da lontano. Oppure può indicare appunto che qualche cambiamento arriva da posti lontani. Dunque c'è un clima di incertezza. Questo presente. Ma guarda un po', se questa persona sembra allontanarsi o sembra che tu stia concludendo, oppure qualcosa che sembrava partire molto bene si trasforma in una passione fisica e basta, vediamo che in futuro arrivando qualcosa di buono da lontano. Caspita, se arriva qualcosa di buono. È una new entry, perché questo qui mi sembra un uomo più agguerrito, più sincero, più corposo, no? Vedi anche tu, più determinato. Potrebbe corteggiarti in modo molto, molto intenso, o comunque con sentimenti autentici. È veramente, cioè, non quello che hai adesso, qualcuno che arriverà nei prossimi mesetti. Che non conosci ancora, che forse tu potrai decidere. È anche possibile, attenzione, è anche possibile che questo stia dicendo
che lei sta cambiando qualcosa con questo soggetto per un'attrazione, qualcuno che arriva da lontano e lei aspetta di incontrarlo e forse ci sarà l'incontro nel prossimo periodo. Ecco, è possibile questo. Ecco, e dunque sarà qualcosa di molto diciamo importante. Che la mappa è un po' su buio perché sta cambiando qualcosa in questo momento. È stato positivo per il momento. Esatto, perché arriverà qualcosa di molto importante. Il problema è che è qui. un qualcosa che blocca la situazione. Perché lui è molto motivato, però devi stare molto attento perché c'è una cosa che blocca e non vorrei che ci sia non una concorrenza, perché magari una cinese, potrebbe essere oppure una figlia magari in fase adolescenziale che crea disturbi, ostacoli e un po' allontana la cosa, come pure potrebbe anche indicare che nonostante la particolarità dell'incontro che stai per fare, che farai in futuro, qualcosa si bloccherà, magari tu stessa, perché probabilmente dubiterai della possibilità di un futuro, di come sviluppare la cosa, visto anche il carattere della distanza. Dunque, è da vedere, Barbara, poi lo sai. E poi non sappiamo la sua storia, dunque è chiaro che proviamo a dare una serie di interpretazioni sperando che lei individui meglio l'obiettivo. E guardiamo un po' la sintesi, cioè che praticamente è quello che interessa. Allora, si direbbe che un'amicizia stia diventando qualcosa di più. Sì, perché vedi, amicizia è un bel cambiamento positivo, poi ti vedo molto speranzosa, sicura, e sembra quasi che qualcosa di stabile, qualcosa che voglio mettere le radici, che non è solamente acquetta. Può anche indicare la possibilità che tu nel prossimo periodo faccia un viaggio, sì. Un viaggio magari in compagnia di una tua amica, un'amica di lungo corso. Anche. E però vedi l'amante è più una persona che mi ricorda magari un uomo, qualcosa. Ma sì, è qualcuno a cui vuol bene già dal passato. Esatto, cioè, potrebbe anche indicare questo, però non stiamo parlando di un ex, non è quella la causa. No. Allora. Ma in sintesi, allora, vediamo un po', cosa gli raccontiamo un po' su questa Barbara qua. Ma in mezz'ora che gliela raccontiamo su, andiamo per la prossima domanda. Comunque, Barbara, stai attento a quello che ti gira in giro adesso. No, in questo momento. Stai attento a quello che ti gira in giro adesso, che è in Balla Fuse, e il prossimo sarà veramente meglio, è meglio, sì. Ma magari è già in ballo, come abbiamo visto. Comunque è meglio che non è dritta, no? Poi ambasciatore non porta pena. Non porta pena. Andiamo avanti. Vediamo Giovanna, 17 gennaio. Aspetta che è arrivato il nostro Alex. Ciao Alex. Ciao Alex. Poi E anche Fiorella. Ciao Fiorella. Tiziana. Ciao Tiziana. Per la serie il postino suona sempre 2 volte. Cioè abbiamo cominciato dal fondo a risalire. Va bene. Adesso arriviamo con? Arriviamo con Jenny. Dunque, vorrei sapere per l'amore. Giovanna, 17 gennaio 68. Prego, regia. Devo lavorare stasera, Stasera, Stasera ho fatto a cucinare. Sì, ho cucinato facendo il numero della pizzeria che consegna a domicilio. Ragazzi, c'è giù una pizza gorgonzola che grida vendetta. Allora, Jenny, anche qui qualcosa sta cambiando. Qualcosa si conclude, qualcosa si apre. Dunque, qualcosa di fresco, di nuovo. Sì. C'è proprio un cambiamento in corso, e qualcosa di fresco sembra positivo, perché sembra che sia fresco ma non freschissimo. Non freschissimo. Non è qualcosa di recentissimo, però non è neanche. Vediamo. Esatto, vediamo un po'. Jenny. Però, dai, su. Vai, su. Allora, il passato. Tra un po' vado. Non sono messe benissimo. Le mettiamo vicino a te.
Allora, il Allora, passato, come lo vedi? ma vedo che sospira per qualcosa che si è allontanato, che stava lontano, C'è un bel ci sono stati piano. ritardi, magari dovevano incontrarsi, è stato difficile incontrarsi, però alla fine vedo la riunione, Mm. diciamo insomma una relazione che ha faticato a prendere corpo, Però, insomma, alla ben fine sostenuto. qualche soddisfazione Mm. finalmente. Però, questo è il passato, però Jenny, qui siamo nel presente attuale e qui non si fanno salti quantici. Qui bisogna dirla tutta, dirla tu perché io ho paura. Ti pareva se non lasciava il boccone amaro o la patata bollente? Come vedrai anche tu, Jenny, è una linea un pelino difficile. Allora, cosa può voler dire? Che o un segreto che pesa proprio come un macigno e che Sì. cominciano ad esserci dei rimpianti per qualcosa che, insomma, magari Mm. una scelta che non si è fatta, qualcosa Mm. del genere. Esatto. E poi l'arrivo di Notizie più un po' che notizie. Oppure un'altra cosa è che sei un attimino giunta al capolinea di una relazione. sì, perché da qualsiasi parte la si guardi, è una situazione per la linea presente impegnativa e difficile. Allora, Con io tutto il spero burro, in ogni caso. con tutto lo zucchero che ti può mettere dentro la Ilde che mi sta facendo diventare diabetico, posso solo dirti che il presente è veramente impegnativo. Allora, purtroppo la carta del militare a Sì. volte, quando mal accompagnata con praticamente la carta peggiore del mazzo che è il vedovo, Mm. sono due carte di picche che amplificano vicendevolmente l'aspetto pesante. Dunque, Mm. siccome il militare, tra Mm. l'ambizione, la determinazione, che sono gli aspetti più favorevoli, Mm. però porta con sé anche valori di violenza, di Sì, forza, di cose esatto. Non belle, insomma, potrebbe no? anche voler dire che non necessariamente una violenza fisica, cosa che non mi auguro, ma Psicologica. potrebbe anche essere una forma di violenza psicologica che stai vivendo, Anche magari segreta, perché in militare le fanno perché, nascoste le cose. perché comunque anche il vedovo ha quel senso di Mm. Mm. impotenza di fronte a certe situazioni e questo potrebbe voler dire che magari una situazione ti sta veramente facendo soffrire E parecchio. quasi Dunque, dei rimpianti del passato, perché pensi, cavolo, qui l'ho combinata grossa. Questa è la linea presente in evoluzione, no? Poi abbiamo messaggi che, insomma, forse arrivano. altra interpretazione è che un segreto che finora era stato celato conservato e celato potrebbe venire a galla. e crea anche un po' di orgoglio, un po' di E, artriti, eh? e magari farai diverse scoperte nell'arco dei prossimi Oh, giorni. io Marietta non c'ero quella sera, non dico Non è niente, no. colpa del Maria, marito. è colpa della Hilde che lo dice, perché no, dopo si dice Marietta dice questo, quest'altro. Comunque, è possibile che questa cosa porterà in futuro, nel Sì. prossimo periodo, dei turbamenti, qualcosa che ti abbatterà, Ti tira ragione di morale, Jenny. ti spingerà a Mm. cercare di capire cos'è la cosa giusta da fare, Mm. a isolarti anche un po', ma questo per te sarà un bene, perché Esatto, arriveranno delle cose esatto. Cambierà importanti. tutto. Dopo questo periodo qui arriverà la luce in fondo al tunnel perché vediamo che lavorerai molto bene su te stessa e molto probabilmente a livello sentimentale sicuramente incontrerà qualcuno che la valorizzerà nel senso pieno della parola, perché la carta della stanza con la carta della consonante sorpresa sono complementari, la fortuna e in più il sentimento vivo, no? Fisico, no? Certo. Qualcosa veramente di importante. Allora, se invece la linea del presente voleva dire che custodisci segretamente un amore che ritenevi impossibile, Mm. potrebbe anche indicare che nel prossimo periodo questo impossibile che ti tormentava diventerà invece possibile, perché vai a raccogliere qualcosa e a incredibilmente incontrare forse proprio la persona che desideravi. Sai, noi non conosciamo niente, Jenny, di te, dunque Esatto, cerchiamo di darti una una mano a mano, capire. interpretare, esatto.
Poi vediamo in futuro che ci saranno dei momenti di C'è il allegria corteggiamento di un di un uomo, uomo. poi anche giovane, giovane Sì. Gemini, e vediamo o è lei o è lui che cercherà di fare dei progetti importanti. Guarda anche l'esito, glielo porti tu. L'esito lo porto io perché è positivo, se era negativo lo può portare lei. Eccolo Allora, lì. l'esito, un artista, attenzione, amore, lei che guarda fiduciosa e poi la Jenny vittoriosa. Esatto, dunque sembra proprio che Mm, arriverà un incontro decisivo, un mm, mm. incontro Passionale, sì, sì, passionale, qui. importante che diventerà Esatto. un qualcosa di più, potrebbe anche durare parecchio tempo. Anche perché qui tu sei vittorioso e quindi vuol dire che è una cosa Finalmente, esatto. esatto. Ok, ok. Il confronto di qua che tutto Però sì, buio, in una siamo situazione partiti in presente. salita, però al finale è vittorioso, di positivo, estremamente positivo. Bene, allora, andiamo, aspetta che mi rimetto la mascherina, perché Andiamo avanti, Zorro, non può rivelarsi. no, io tengo le distanze sociali. Allora, abbiamo la nostra Italia che vuole sapere se Renato, 9 aprile 72, la ricontatterà per rivederla. Italia, 5 giugno 76. Ok, vediamo un po'. Renato ricontatterà Italia. Vediamo un po' se il nostro Renato racconterà la nostra Italia, Vediamo un po'. Vediamo un po'. Beh, attenzione. Sono carte che dipende se là sembra una cosa, se leggi da qui in là sembra un'altra. A te l'interpretazione. Allora, un momento, diciamo, un momento di raffreddamento legato agli incontri, perché evidentemente, tra l'altro, la carta del sacerdote è una carta anche del fare la cosa giusta o del sentire di dover fare la cosa giusta, qualcosa Sì, che ha a che fare appunto o con l'ambito della legalità, o con il comportarsi insomma con la testa sulle spalle. esatto. Dunque c'è un qualcosa del genere che ovviamente per quanto riguarda l'interpretazione, quantomeno del taglio, sembra un raffreddamento. Adesso vediamo Sì, la stesa. beh, insomma, dai, è passato. Mm. Vediamo. Vediamo. Allora, Sibille, aspetta un po'. Questa sera sono un pochettino birichine e la nostra Hilde non vede l'ora di spiegarli. Eccolo. Allora, ecco un incontro inaspettato, improvviso, Positivo molto alla positivo. partenza, però C'è un qualcosa che comincia a mm, turbare, mm. perché percepisci come se ci fosse un rallentamento anche degli scambi, delle comunicazioni, qualche Mm, cosa così che si sente come un blocco. mm, Al presente la mm, linea è un po' particolare perché sembra che cioè, gelosia, donna maritata, deliranti e fedeltà, visto che noi stiamo rispondendo nei confronti di Renato, possa indicare un profondo turbamento di questa persona. Non necessariamente una gelosia, potrebbe anche essere una gelosia, ma un profondo turbamento di questa persona nei confronti di una figura mm. che ha avuto un ruolo ufficiale o che ha un ruolo ufficiale accanto a lui e che dunque questa preoccupazione, questo tormento, Non indebolisca. esatto, questo turbamento lo spinge un Mm, pochettino a, eh, a mm, essere, come dire, leale con i suoi principi, perché non è che possiamo dire, cioè non ci sono i termini per dire, cioè a volte la lealtà o la fedeltà è un qualcosa che
riguarda anche come siamo, cioè se rispettiamo la nostra natura autentica e dunque c'è un qualcosa del genere. Oppure comunque questo suo comportamento così confuso, diciamo, nei confronti che in questo momento ti lascia un po' in confusione, potrebbe anche indicare in ogni caso un suo atteggiamento, cioè che tu metti in dubbio l'eventualità di un sentimento di questa persona, però diciamo che questa cosa andrà a cambiare, perché c'è una situazione che anche per Renato, visto che noi stiamo guardando lui, Certo. andrà a chiudersi. Qualcosa che probabilmente era stato costruito nel tempo, non qualcosa di recente. Dunque, qualcosa che era solido e che chiaramente non lo sarà più. Guarda che c'è la carta del ritorno. Dunque, allora, Però questa è una carta ambigua perché, sì, la metto anch'io lì ambigua. perché già prima c'è questa con la donna maritata, poi c'è un cambiamento che è come se questo turbamento di questo momento potrebbe riavvicinarlo un po' a Ma quella anche persona, a quella persona, perché il ritorno io aggiungerei una cosa che forse ti è sfuggita, oppure guarda questa figura qua, c'è un interesse c'è un anche. interesse. Qui, cioè, una cosa è proporsi, però le Sibille ci stanno indicando che questo ritorno qua è dettato. Allora, Eh, sì e no, è perché, più è nì, come se ci fossero proprio dei sospesi c'è tra uno queste spazio. persone, un Esatto. qualcosa che non avevano chiuso veramente, oppure che Per- questa situazione di turbamento ha in qualche modo riaperto. mm, Quello che però vediamo è che nel futuro, comunque, giovane fanciulla è gran consolazione, visto che riguarda comunque la domanda verso di te, può indicare che mm, lui in ogni caso potrebbe sorprenderti, sì, sì, sì. fermo restando che questa figura compare ancora. E questa figura qui è una figura pesante, non è una figurina così, perché vuol dire che questa qui, vedi qua, qua, qua e qua, sembra che sia in agguato, sembra che sia una tigre, come si chiamano quelle tigre mezze morte? Come si chiamano quelle in agguato? Viperoccole? Sembra, sembra una persona che lui lo vede che sta pensando a una bellissima ragazza, signora, che potrebbe essere Italia, secondo me, visto che ti sta guardando con tutto l'interesse possibile e questa donna qui entra in scena e colpisce. Esatto, è Mm. possibile che il suo interesse nei tuoi confronti non passi inosservato No, e possa creare delle assolutamente no. situazioni particolari. Sembra quasi che lui sia bloccato, eh? Sembra quasi che sia bloccato e andiamo sul finale. Anzi, ti faccio vedere che a te ti piacciono i finali. Allora, secondo me, in ogni caso, in questo momento, Renato vuole sicuramente mantenere un rapporto aperto nei tuoi confronti, cioè non ha intenzione di chiudere o di Assolutamente. allontanarsi. In realtà, è evidente che sta bene in tua compagnia, che è felice anche di averti Sì, sì, conosciuto, sì, no? anche sì. Solo che in questo momento sembra proprio che qualsiasi progetto lui avesse, a causa di un incidente, di un problema imprevisto, di una disgrazia, siano lì, siano In un attimo stand-by. in stand-by. Dunque, Secondo me, sì. ehm, le sibille non arrivano a dirci qualcosa di diverso, cioè non ci aggiungono altri dettagli, però questo per lui ha una bellissima impressione e opinione di te. Sì, ma questo E qua, dunque questa cosa. il Topolotto si vedeva anche qui, eh. Certo, Qui si vede che in lui futuro lui se lo farà probabilmente anche sfuggire che ha un purtroppo qui, interesse. esatto, usciranno scoperto e qui si vede, però purtroppo c'è questa linea qui che mi fa pensare che lui abbia degli interessi forti. Ma l'interesse potrebbe essere associato a qualche situazione
qua cioè, nel presente c'è un qualcosa che lo sta turbando e che è legato a una figura che comunque ancora non è del tutto uscita dalla sua vita, e questo cambiare un po' la situazione. Sì. In ogni caso, non è, come dire, io non la vedo come del tutto conclusa. No, non è per tutto conclusa, anzi, in futuro lui in sogni, però c'è questa spina Allora, nel fianco, come dico io. Andiamo avanti. a proposito, Andiamo un po'. Fiorella. dov'è? È qui la Fiorella. Ah, eccola qui, sì, scusa, io il mouse che funziona completamente al contrario. Allora, Fiorella, 4 maggio 80, ho dei blocchi sull'amore o denaro, sono single. Diciamo che Fiorella, devi fare una domanda un po' più precisa perché è troppo... Preferisci l'amore, Fiorella, o il denaro? eh, purtroppo le sibille non possono rispondere l'una all'altra perché la carta deve essere interpretata in base alla domanda. La domanda è generica, come facciamo a dirti se riesci un pochettino? Denaro. Io avrei scelto l'amore, Denaro, però. beh, vabbè, lei vuole sapere se ha dei blocchi sull'aspetto economico. Oh, va bene. Intanto rispondo ad Alex, no, Ercole è fuori. Ercole, io È quando ho nel detto giardino. il gattone rosso, Allora, va bene, lei dice che preferisce sapere se ha dei blocchi sul denaro. E certo, esatto. no, giustamente. Mm. Allora, vediamo per Fiorella Fiorella? com'è. Beh, no, sembra anzi che in futuro abbia più occasioni. Arrivano un po' di novità, un po' di notizie. Arrivano positive, Più di sembra, una. più di una. Poi la Fiorella mi sembra, altro che è una donna ben piazzata, nel senso, perché sospiro, vabbè, nel passato, però nel presente, beh, anche... No, Ai, 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 è vero ai. che ha dei blocchi. Guarda lì. Per fortuna leggevo che basta. Allora, Allora, il passato che è positivo lo dico io. ok. Allora, la Fiorella sicuramente è una donna che nel passato ha avuto delle battaglie e le ha vinte, è vittoriosa. Poi è anche una donna che è lungimirante, che gli piace guardare lontano e piuttosto piazzata bene, non nel senso fisico, ma nel senso lavorativo. Sembra... Magari anche fisicamente. Beh, vabbè, io non voglio, sono del World Walker, No, lo conosco, non sono anche no, si se vede. si vede che non faccio pubblicità a World Walker, però diciamo che nel passato ho avuto un periodo positivo perché è una donna, cioè sempre nel passato, e lei guardava qualcosa e sembra che sia sfuggito. Sebbene nel campo lavorativo è sempre stata una donna precisa, una donna sicura che si è sempre fatta apprezzare. Nel presente, però, vedo che a livello lavorativo qualche piccolo blocco Sì, nel denaro voglio. hai voglia nel denaro, cioè se nel passato o diciamo C'erano delle buone c'erano speranze, delle buone effettivamente. speranze, nel presente ci sono dei blocchi importanti anche che non si vedono. Magari potrebbe essere, e sembra che la fortuna gli abbia girato le spalle in un modo molto forte. È tutto bloccato. È tutto bloccato, Fiorella. Vai nel sito del capitano, scarica i circuiti propositivi o guarda le pillole di Hildegard Mediterraneo sull'abbondanza. Comunque, sì, nel presente ti assicuro che la fortuna ti ha girato le spalle, anzi, guarda qua, Eh già. attenzione anche andare in Germania. Sembra proprio un rovescio di fortuna, attento. Esatto, adesso non lo mettiamo su ridere, però No, effettivamente no, hai ragione a percepire dei blocchi, ci sono. perché. Poi nel futuro vedo che ti saranno dette delle cose che non saranno corrette, e te le spacceranno per cose positive, però guarda un po'.
Allora, intanto potrebbe trattarsi di una persona più grande di te che ti fa certo. delle false promesse. Esatto, stai attento che non la vedi. Potrebbe anche prometterti degli aiuti che non ti darà, oppure lanciare delle idee O che farti poi... firmare contratti che sono Esatto, attenta proprio a non credere a tutto quello di cui ti assolutamente leggo. non credere Anche nulla. se ti propongono delle cose che sono entusiasmanti o belle, c'è qualche cosa di cui devi sospettare, perché purtroppo potrebbe Guarda qua. riservarti un dispiacere proprio. Stai attento a firmare qualsiasi tipo di contratto Mm, mm, perché mm. dietro c'è il baratro. Guarda qua, malato. Ti mentiranno su alcune cose, Esatto. dunque il risultato sarebbe preoccupante per te. Però tu certo che sei un po' depressa e vedi la nostra stella, Però lei ha purtroppo ragione a ha muovere degli ragione. occhi. Anche le proposte che ti faranno in futuro non sono affidabili, dunque Stai molto attenta. Stai molto attenta perché il futuro prossimo non è come il tuo passato. Nel tuo passato sì, nel eri, passato aveva delle aspettative, vedi che attendeva, ma ci sono certo, stati già dei ritardi, però sembrava ancora. eh, Invece ai ai ai, sorella, stai molto attenta. qualcosa. Guardiamo un po' il finale e purtroppo faccio dire al mio topolotto, perché quando il topolotto parla, Allora, scusate, chiaramente qua ci aspetta, sono... aspetta che vado prendere carta aspirina. No, vabbè, allora ci sono delle rivalità che si sono create, delle invidie, delle gelosie da parte di altre persone, tra l'altro molte, perché una amplifica l'altra, dunque una situazione che ha procurato parecchi tormenti. Sì, sì, sorella. E ancora non ne sei completamente fuori. Tra queste situazioni, tra l'altro di perdite anche di denaro, però sta arrivando, diciamo così, una notizia che probabilmente ha a che fare con qualcosa del tuo passato, qualcosa che tu amavi già nel passato. Esatto. Ovviamente parliamo sempre di situazioni economico-lavorative, potrebbe anche indicare che una somma che avevi perso, magari ti giunge una notizia legata a questa somma che aspettavi da chissà quanto tempo, oppure però ancora non ti vedo incassare. In ogni caso, la situazione non è proprio delle migliori sotto un profilo economico Nei prossimi e nei mesi, prossimi mesi devi ancora guardarti. Senti, valuta l'idea di un sigillo propiziatorio proprio per la sfera economica. guarda, se vuoi un consiglio, qui ci vuole un bel sigillo o un pendaglio, perché così non c'è l'otto, perché effettivamente una situazione così è pesante. Beh, comunque va bene. Allora, cari amici, vediamo un po' se c'è, è vero, sono una Bella donna, l'ho sempre avuto buone possibilità. io ci ho sempre intuito per queste cose qua. Infatti lei sotto mi dai di quei conti. No, non Io è perché sono bello pesante, no, mi perché rimbalza. mi peroccio. Allora, ascoltate bene. Cari amici, noi vi invitiamo venerdì Alle 21:30 sul mio canale sul mio YouTube. canale. Io non ci sarò perché venerdì ho da lavorare. Prego, Fiorella. Io venerdì avrò da lavorare perché qualcosa, le pulizie chiaramente ai miei assistiti. Esatto, venerdì è giorno di pulizie e riequilibri radionici e radiestesici, dunque, però noi ci vediamo alle 21:30 venerdì sul mio canale YouTube. Per quanti non conoscessero il mio canale YouTube, cercatemi con il nome Ildegarda, staccato, Sì, il legame YouTube. E vi ricordo il sito è capitano.intervista.org, il famosissimo Maledetto veneziano. Bene, cari amici, grazie di averci seguito, per la pazienza e a venerdì. a Grazie. venerdì.